Banca Popolare di Marostica. Una scelta vincente, semplice, affidabile, competitiva. Lunedì 30 dicembre, San Ruggero di Canne. È il 364esimo giorno dall'inizio dell'anno, ne manca uno alla fine. Il sole sorge alle 7:51, tramonta alle 16:40. La luna si leva alle 5:23, tramonta alle 14:58. Nel monastero di San Giorgio Maggiore viene firmata la pace tra i veneziani e Filippo Maria Visconti, signore di Milano. Tra l'altro viene ceduta a Venezia Brescia con tutto il suo territorio e il Visconti libera la moglie e le figlie del conte di Carmagnola, condottiero veneziano che teneva prigioniere. Gli amici del presepio di Giavera del Montello vi invitano a visitare presso il Tempio Regina Pacis il presepio artistico in movimento con effetti speciali. Dal 24 dicembre al 7 gennaio tutti i giorni, dalle 15:30 alle 19:30. Dal 7 gennaio solo sabato e domenica o su appuntamento. Fino a lunedì 6 gennaio, assolutamente da non perdere, la suggestiva mostra 100 presepi a Spinea. Molti ed unici presepi esposti, costruiti con cura dalle mani sapienti di artigiani e volontari. La mostra è aperta il pomeriggio nei giorni feriali e sabato, domenica e festivi anche al mattino. Le previsioni per domani. Tempo soleggiato salvo qualche nube alta in transito, clima asciutto con aria limpida in quota, possibili foschi e nebbie nelle ore più fredde sulla pianura centro-meridionale. Temperature in calo, specie le minime, congelate notturne diffuse anche in pianura.